Vi faccio rimanere seduti perché questa sera leggeremo un'ampia porzione della Scrittura. Ero tentato in realtà di leggere ben 2 capitoli, ma abbiamo il cronometro purtroppo in questi giorni, quindi ne leggeremo soltanto uno. Libro dei Numeri, capitolo 23. Ma leggeremo il capitolo 23 con la promessa da parte vostra che poi voi a casa rileggerete il capitolo 23 e il capitolo 24 insieme, perché in realtà è la stessa storia. Numeri 23. Leggo io dal capitolo 22, il primo verso. Poi i figli di Israele partirono e si accamparono nelle pianure di Moab, oltre il Giordano di Gerico. Balak, figlio di Sippor, vide tutto quello che Israele aveva fatto agli Amorei, e Moab ebbe grande paura di questo popolo che era così numeroso. Moab fu preso dall'angoscia a causa dei figli di Israele. E Balak, re di Moab, convoca un sedicente profeta, Balaam, perché maledicesse questo popolo che faceva paura. E noi leggiamo dal capitolo 23 il primo verso. Ascoltate anche voi ragazzi attentamente, perché questi personaggi sono un po' buffi. Balaam disse a Balak: costruiscimi qui 7 altari e preparami qui 7 tori e 7 montoni. Balak fece come Balaam, il profeta, aveva detto, e Balak e Balaam offrirono un toro e un montone su ciascun altare. E Balaam disse a Balak: sta vicino al tuo olocausto, io mi allontanerò. Forse il Signore mi verrà incontro e io riferirò quello che mi avrà fatto vedere. E andò sopra una nuda altura. Dio venne incontro a Balaam e Balaam gli disse: io ho preparato i 7 altari e ho offerto un toro e un montone su ciascun altare. Allora il Signore mise delle parole in bocca a Balaam e gli disse: torna da Balak e parla così. Balaam tornò da Balak ed ecco che questi stava vicino al suo olocausto con tutti i principi di Moab. Allora Balaam pronunziò il suo oracolo. Balak mi ha fatto venire da Aram, il re di Moab mi ha chiamato dalle montagne d'Oriente. Vieni, disse, maledici Giacobbe per me. Vieni, impreca contro Israele. Come farò a maledirlo se Dio non lo ha maledetto? Come farò a imprecare se il Signore non ha imprecato? Io lo guardo dalle sommità delle rupi e lo contemplo dall'alto dei colli. Ecco, è un popolo che dimora solo e non è contato nel numero delle nazioni. Chi può contare la polvere di Giacobbe o calcolare il quarto di Israele? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro. Allora Balak disse a Balaam: che mi hai fatto? Ti ho preso per maledire i miei nemici ed ecco non hai fatto che benedirli. L'altro gli rispose e disse: non devo forse stare attento a dire soltanto ciò che il Signore mi mette in bocca? E Balak gli disse: ti prego, vieni con me in un altro luogo, da dove tu lo potrai vedere. Tu di qui non ne puoi vedere che una parte, non lo puoi vedere tutto quanto, di là me lo maledirai. E lo condusse al campo di Sofim, sulla cima del Pisga. Costruì 7 altari e offrì un toro e un montone su ciascun altare.
E Balaam disse a Balac: statene qui vicino al tuo olocausto, e io andrò a incontrare il Signore. Il Signore venne incontro a Balaam, gli mise delle parole in bocca e gli disse: torna da Balac e parla così. Balaam tornò da Balac, ed ecco che questi stava presso il suo olocausto con i principi di Moab. E Balac gli disse: che ha detto il Signore? Allora Balaam pronunziò il suo oracolo e disse: alzati Balac e ascolta, porgimi orecchio, figlio di Sippor. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando ha detto una cosa, non la farà, e quando ha parlato non manterrà la parola. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto, io non posso contraddire. Egli non scorge iniquità in Giacobbe, non vede perversità in Israele. Il Signore, il suo Dio, è con lui, e Israele lo acclama come suo re. Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. In Giacobbe non c'è magia, in Israele non c'è divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è l'opera che Dio compie. Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone. Egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Allora Balac disse a Balaam: non lo maledire, ma almeno non benedire. Ma Balaam rispose e disse a Balac: non ti ho forse detto io farò tutto quello che il Signore mi dirà? Balac disse a Balaam: ti prego vieni, io ti condurrò in un altro luogo. Forse piacerà a Dio che tu me lo maledica di là. Balac dunque condusse Balaam in cima al Peor, che domina il deserto. E Balaam disse a Balac: costruiscimi qui 7 altari e preparami qui 7 tori e 7 montoni. Balac fece come Balaam aveva detto e offrì un toro e un montone su ciascun altare. Fine della prima puntata. E immaginate nella seconda puntata che cosa avviene? Alla terza richiesta di maledire questo popolo, non vi anticipo, ve lo leggete a casa cosa accade. Sembra quasi che questo Balaam, il profeta, e Balac, il re, si prendano un po' gioco del Signore. Ci provano una volta, ci provano un'altra volta. Evidentemente non conoscono né il profeta, tra virgolette profeta, né il re, conoscono il Signore. Non lo conoscono realmente, ma Israele conosceva il Signore. E quello che esce fuori meravigliosamente in questo capitolo è che il popolo di Israele è un popolo benedetto. E noi che siamo l'Israele spirituale siamo un popolo benedetto. Il popolo del Signore è un popolo benedetto. E se ci avete fatto caso, e ci farete ancora più caso se leggete di seguito il capitolo 22, il 23 e il 24, il popolo di Israele in questi capitoli non parla, non si muove, non agisce. È un personaggio sullo sfondo, non interviene nella scena, non interviene nei dialoghi. È lì, si parla di lui, ma lui non è presente, non è un personaggio. E questo è un bel messaggio per noi. Mentre noi viviamo la nostra vita, ci sono avversari che forse noi neanche conosciamo, ma c'è anche un Signore che provvede a noi, mentre noi continuiamo a fare la nostra vita, perché la nostra vita è nelle mani del Signore e noi nel Signore siamo un popolo benedetto. Ora, perché Israele e non altri popoli erano benedetti? Perché proprio Israele?
Noi possiamo essere benedetti dal Signore se noi ci proponiamo di seguire il Signore. Israele era benedetto dal Signore perché era il popolo che ubbidiva al Signore, diversamente da tutti gli altri popoli, diversamente dai Cananei, diversamente dagli Egiziani, diversamente da tutti gli altri. Israele ubbidiva al Signore. E dobbiamo andare molto indietro. Dobbiamo pensare ad Abramo, che quando fu chiamato ebbe fede in Dio, lasciò tutto e seguì il Signore. E quando Mosè raggiunse in Egitto gli israeliti, li liberò dalla schiavitù, da quel momento in avanti Israele era il popolo, così era conosciuto in tutta la terra. Israele era il popolo che seguiva il Signore. Era la caratteristica di questo popolo. Una sola caratteristica che gli aveva permesso di conoscere la benedizione di Dio. Ubbidivano a Dio seguendolo fedelmente. Al punto che in Esodo la descrizione di questo rapporto tra il popolo di Israele e Dio era questa. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte, perché potessero seguire il Signore. Erano un popolo benedetto perché erano un popolo che seguiva il Signore. Se noi vogliamo essere un popolo benedetto, noi dobbiamo seguire il Signore. Non ci deve essere nient'altro nella nostra vita, non dobbiamo avere qualità, caratteristiche particolari. Il Signore lo disse a Israele stesso: guardate che io non ho scelto voi perché siete speciali, anzi siete meno numerosi degli altri popoli, non avete un esercito, non avete ricchezza, ma io vi amo. E la mia benedizione è garantita su di voi perché voi mi seguite. E ancora Balaam lo dice: questo popolo non è sulle carte, questo popolo non è sui libri di storia. Chi lo conosce? Chi può contare nel numero delle nazioni questo popolo? È un popolo isolato, è un popolo piccolo, è un popolo che cammina da solo, è un popolo che non ha una storia indietro, è un popolo misero, così come siamo noi davanti al Signore. Cosa siamo noi? Il salmista ricorda: che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui? Cosa siamo noi? Ma se vogliamo essere un popolo benedetto, al Signore poco importa se siamo grandi o piccoli, se siamo forti o deboli, se siamo miseri o siamo pieni di onori. Al Signore poco importa che cosa portiamo a Lui, perché tutto quello che noi possiamo portare al Signore non vale nulla. Tutto per grazia. Al Signore importa che noi lo seguiamo. Lui va davanti a noi. Lui è con noi, va davanti a noi e noi lo seguiamo. E se noi lo seguiamo, noi diventiamo un popolo benedetto. Benedetti perché seguiamo il Signore. E Dio benedice la vita di quelli che lo seguono. La benedizione del Signore non è dare buon esito a tutto quello che facciamo. La benedizione del Signore è dare buon esito a tutto quello che Lui ha in serbo per noi. Tutto quello che Lui ha previsto per noi, se siamo benedetti, Lui lo realizzerà nella nostra vita. La benedizione è questo, che Dio realizzi il suo piano per noi. Allora siamo uomini, donne benedetti. Alcuni confondono la benedizione del Signore con voglio fare questo, ci riesco, sono benedetto dal Signore. Non è detto che sia così. La benedizione del Signore è altro. È ciò che il Signore ha preparato per noi e Lui dà buon esito a quel piano meraviglioso. L'esito del piano di Israele doveva essere arrivare a Canaan e prenderne possesso. Noi a distanza di migliaia di anni possiamo dire
Israele fu un popolo benedetto, perché dovevano arrivare in Canaan e Dio concesse loro di realizzare la promessa. Alleluia! Un popolo benedetto perché seguivano il Signore. Quindi se seguiamo il Signore saremo benedetti. E se siamo benedetti, siamo protetti dal Signore, in modo che noi non possiamo neanche descrivere. Dio è fedele alla sua parola. E questa storia così buffa di questi due personaggi che provano a maledire e non ce la fanno, e provano a pronunciare parole negative nei confronti di Israele, escono fuori dalla bocca del profeta parole buone. Questa storia ci dice che se siamo benedetti dal Signore, noi non dobbiamo temere alcun male. Amen. Non dobbiamo temere nulla, perché Dio ci protegge. L'Epistola ai Romani ci ricorda che se Dio è per noi, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Dio mantiene la sua parola, è fedele alla sua parola e non c'è maledizione, che letteralmente è la richiesta di far cadere il piano, addirittura arrivando alla morte. Non c'è maledizione scagliata contro il popolo benedetto del Signore che può avere il minimo effetto. Siamo benedetti e allora siamo protetti dal Signore. Ogni maledizione, ogni parola contro di noi non avrà alcun effetto. Alcuni si spaventano del diavolo, si spaventano degli indemoniati. Ma se noi siamo nel Signore, noi non dobbiamo temere nessuno, perché il Signore ci protegge. Alcuni si spaventano che le fattucchiere possono pronunciare delle parole e allora iniziano a vedere, ecco perché mi sta andando male tutto, c'è una presenza, un'influenza negativa sulla mia vita, c'è qualcosa che impedisce che io realizzi il piano di Dio, c'è qualcosa che manda storto tutto. Se noi stiamo seguendo il Signore, saremo benedetti. E se siamo benedetti, non c'è maledizione che possa raggiungerci. Perché la benedizione del Signore è uno scudo intorno alla nostra vita. Su questo dobbiamo fare chiarezza, perché ci sono dei credenti che pensano che avendo lo Spirito Santo nel loro cuore siano ancora soggetti alle influenze malefiche, al malocchio, alla zampa di coniglio, alla mistura strana che possa intaccare il piano del Signore. Non c'è niente, nessuno che può toccare il piano meraviglioso di Dio per il suo popolo, perché noi siamo benedetti. Amen. E in Cristo siamo più che vincitori. E ci ricorda il profeta Isaia che nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. E ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai, perché questa è la ricompensa dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Se stiamo seguendo il Signore siamo benedetti, e quando Dio benedice, né uomo, né diavolo, né circostanze possono maledire. E se vogliono maledire, maledicano pure, saranno parole vuote, perché noi siamo benedetti dal Signore. Ma io ti ho chiesto di venire qui e maledire, e tu li hai benedetti. Proviamo un'altra volta. Seconda benedizione. Ma non hai capito? Ora, se non vuoi maledirli, non maledirli, ma almeno non benedirli. No, ciò che il Signore ha benedetto è benedetto. E il popolo del Signore è benedetto. E la benedizione di Dio, l'approvazione del Signore, per quanti lo stanno seguendo, rende inattaccabile la nostra vita. Amen. Questo garantisce la pace. Noi siamo in pace davanti agli eserciti, davanti al demonio stesso, davanti ai falsi profeti,
davanti alle circostanze avverse, noi ci sentiamo al sicuro nel Signore, se siamo benedetti, cioè se lo stiamo seguendo e siamo benedetti, Lui ci protegge. Se lo stiamo seguendo, il Signore ci sta portando nella terra promessa. E può venire l'esercito di Moab, possono venire tutti i cananei, possono venire tutti i falsi santoni dell'Oriente come Balaam, possono dire quello che vogliono, possono immolare tori, montoni, possono fare tutto quello che vogliono. Se noi stiamo seguendo il Signore ci benedirà portandoci lì dove Lui ha stabilito di portarci. E noi andremo in Canaan, ci andremo. Possono andare sulla cima della montagna più alta, parlare ancora di più, invocare tutto quello che vogliono. Non possono toccare quelli che il Signore protegge. Anzi, notate che questa storia ci incoraggia meravigliosamente a seguire il Signore. Perché più il nemico si accanisce, più il popolo di Dio è benedetto. Non era riservata alcuna benedizione. Balaam doveva maledire e Dio dice: uso Balaam per benedirlo. Ti accanisci? Seconda benedizione. Ti accanisci ancora di più? Terza benedizione. E più l'avversario si scaglia e più vuole spaventare l'anima nostra e più noi gustiamo che Dio ci benedice di più e ci dice: tu non ti devi preoccupare, vedi quanta foga, proprio come i profeti di Baal davanti a Elia, si facevano incisioni, gridavano di più, si facevano ancora più male, il tempo passava, ancora aumentavano la dose, ma più facevano così, più il Signore si glorificava e più il nemico si accanisce. Se noi rimaniamo fedeli al Signore, lo seguiamo, più la benedizione del Signore si moltiplica per noi, perché Dio ama glorificarsi per mezzo del suo popolo. Siamo un popolo benedetto. Se seguiamo il Signore, quella benedizione ci renderà inattaccabili e noi avremo pace al cuore. Ma se siamo benedetti, c'è qualcosa di meglio, di ancora più grande. Ecco perché dovete leggere il capitolo 24 tornando a casa. Perché nel capitolo 24 è scritto al versetto 17, e Balaam, ora ve lo anticipo, come dicono i giovani, ve lo spoilerò. Balak dice: per favore, va bene, rinuncio alla maledizione, ma almeno non benedire più. E Balaam, che ci prova perché vuole i soldi, è costretto a benedire il Signore. Addirittura pensa: visto che il Signore continua a benedire, adesso lo benedico di mia iniziativa, magari il Signore mi dà delle ricchezze, ma non funziona così. E la terza benedizione è la benedizione che io voglio ricevere. Lo vedo, verso 17, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze. Da Giacobbe verrà un dominatore che sterminerà i superstiti delle città. Balaam profetizza la venuta del Salvatore. La nostra benedizione più grande è sapere che incontreremo il Signore. Israele verrà a sapere probabilmente che da quel popolo solo nel deserto, sconosciuto da tutti, povero, senza esercito, da quel popolo sarebbe giunto il Salvatore. Allora, quando Dio benedice, non soltanto ci protegge,
Ma se noi siamo benedetti, noi vedremo il Salvatore. E questa, fratelli, sorelle, amici, è la benedizione maggiore a cui noi possiamo aspirare. Poco mi importa che i piani terreni vadano a buon fine, io voglio vedere il Signore, e se noi seguiamo il Signore saremo benedetti di questa benedizione, noi vedremo Gesù. Era il desiderio di Giobbe, io lo vedrò, lo leggo, io lo vedrò quando morirò, quando finirà questa prova terrena. Quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne, vedrò Dio, io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro, il cuore dal desiderio mi si consuma, io vedrò il Signore. Questa è la benedizione. Perché cosa stiamo vivendo? Che cosa ci stiamo aspettando? Il popolo di Dio è un popolo benedetto. E a quel popolo Dio riserva la benedizione più grande, che è vedere colui che ci ha tanto amato. Io voglio vedere negli occhi quell'uomo che in quel giorno, invece di riprendersi ciò di cui si era svuotato per dare una lezione a tutti quelli che lo insultavano, è rimasto in silenzio, è salito sul duro legno della croce per salvare il mio cuore malato e morto nei peccati. Io lo voglio vedere negli occhi, quella è la benedizione che voglio. E Dio dice che io, se sono nel suo popolo, se lo seguo, sono benedetto. E a me è riservata la benedizione più grande. Sorgerà il Salvatore e io lo vedrò. Dice Giovanni nella sua epistola: ancora non è stato manifesto ciò che saremo, ma noi lo vedremo come Egli è. Noi lo vedremo. E quello sarà il culmine della benedizione. Noi vedremo Gesù. Se siamo qui questa sera, e non è per trovare delle buone parole, per vivere meglio la vita qua giù, non è per risolvere qualche problema, qualche prova, qualche afflizione. Certo, Dio è buono, l'abbiamo già detto. Chi è benedetto è protetto, ha pace nel cuore, perché vede che il nemico si può scagliare ma non lo raggiunge. E noi ringraziamo il Signore per questa benedizione, ma è parziale, è limitata. C'è qualcosa di più per chi segue il Signore e arriverà seguendo il Signore fino alla fine del tragitto, perché alla fine, non ora, dice Balaam, lo vedo ma non ora, lo scorgo ma non è chiaro adesso. Adesso c'è Moab, adesso c'è il deserto, adesso ci sono gli eserciti, ma in tutto questo chi è benedetto è protetto. Non ora, per il tempo di oggi c'è la protezione di Dio, ma c'è una benedizione maggiore ed è per quella che noi viviamo. Non ora, ma verrà il giorno in cui sorgerà il nostro Salvatore e lo vedremo e sapremo perché Egli ci ha amato. Vedrò il Signore, dice il cantico, citando Giovanni, come Egli è. Alleluia. E Lui verrà incontro a noi e noi staremo con Lui e in quel giorno non udremo più neanche le minacce, le maledizioni, i dardi infuocati dell'avversario che abbiamo visto così tante volte cadere davanti a noi, i nemici così numerosi che ne cadono 10.000 a destra, 1.000 a sinistra. Non vedremo più nulla di tutto questo. Vedremo il Signore e capiremo che quello è il culmine della nostra vita, quello è il senso della nostra vita. Noi viviamo per arrivare a vedere il Signore. Amen. Lo scorgo, ma non adesso. In questo popolo c'è qualcosa di diverso.
Questo è il popolo nel cui mezzo sorgerà il Salvatore. E lo vedranno, e noi lo vedremo, perché noi siamo benedetti dal Signore. Se c'è qualcuno spaventato, minacciato, tribolato, verifichi che stia seguendo il Signore, perché chi segue il Signore è benedetto. Ma se queste minacce fanno incrinare qualcosa, forse perché non siamo benedetti, perché non stiamo seguendo il Signore, ma se lo stiamo seguendo, nessuna paura, fratelli. Il Signore combatte per noi. Il Signore acceca gli eserciti, come avvenne con Eliseo. Il Signore fa udire rumori di passi, come avvenne con l'esercito di Israele. Il Signore combatte per noi. E non c'è minaccia, non c'è maledizione che ci possa toccare. Ma ancor di più, c'è la speranza viva che noi vedremo il Signore. E lo vedremo a noi favorevole. Il cuore al pensiero mi si strugge. Alziamoci in piedi e glorifichiamo il Signore. E se qualcuno ha paura, segua il Signore e la benedizione scenderà come una forza che dal cielo arriva alla terra e dà vigore a quelli che invocano il nome del Signore. Nessuna paura, fratello, nessuna paura, sorella, nessuna paura, amico. Segui il Signore e la benedizione di Dio scenderà su di te.